It's been done from New York to LA, from London to Paris. You can do it. La Regione, in collaborazione con l'associazione Onlus Veronese Luci nel Mondo, che ringraziamo per la concessione delle immagini, ha realizzato un DVD in cui sono ospitate alcune storie di gente veneta, emigrata in Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Sudafrica e Svizzera. In questo numero vi proponiamo alcune testimonianze di veneti a Toronto. Altre saranno ospitate nelle prossime edizioni. Il Veneto è la nostra madre patria e ci ricorda tutta la nostra giovinezza. Non è giorno che passa che mi alzo al mattino che il pensiero è là dai nostri paesi. L'Italia è bellissima e si pensa sempre quando si va in vacanza di andare in Italia, perché per quanto si abbia visto c'è sempre tanto da vedere. Specialmente mi sono mancate le mie montagne. Le attività dei veneti a Toronto sono molto varie, dalla viticoltura alla manifattura di acciaio, macchine, utensili, un po' di tutto. Dopo chi lavora in fabbrica, chi lavora in costruzione facendo il muratore o il falegname, che è una varietà molto vasta, un po' di tutto. Per me il Veneto è dove sono nato, dove sono cresciuto, dove ho preso tante cose che l'ho portata in Canada. Sono arrivato al Canada nel 67, sono arrivato di venerdì e lunedì sono andato a lavorare. Qui mi sono inserito abbastanza bene, non ho nessun problema, però alla fine diciamo il Veneto per me è la mia terra. Il DVD, come ha dichiarato l'assessore regionale ai flussi migratori Oscar De Bona, è in corso di distribuzione nelle scuole e sarà inviato alle 380 associazioni e circoli nel mondo, perché raccoglie storie significative e di riferimento del fenomeno migratorio veneto. It's been done from New York to LA, from London to Paris. You can do it. You can feel it.